Trevigiani mi sento di lanciargli il messaggio che dobbiamo essere tutti quanti responsabili di quello che sta succedendo, per cui dobbiamo farlo per noi stessi, ma anche per le persone care che abbiamo vicino a noi. Penso a quanti ragazzi che sono più spensierati di noi adulti o anziani come sono io, che si sentono invincibili. Nessuno è invincibile. E a dirlo è uno che di vittorie se ne intende parecchio, la leggenda del tennis italiano Adriano Panatta, ormai trevigiano doc, reduce da un incontro con il sindaco del capoluogo Mario Conte. Panatta lancia così un messaggio ai trevigiani di ogni generazione, ma da campione è inevitabile un riferimento al mondo dello sport ai tempi del Covid. Io mi preoccupo tutto di quelle associazioni sportive, di dilettanti che fanno un grandissimo lavoro, che si trovano veramente un po' in braga di tela. Speriamo che le possano aiutare, perché è un valore aggiunto di questo Paese. Stringere i denti quindi e andare avanti perché ciascuno contro il Covid possa vincere il suo personale Roland Garros. Essere prudenti, la prima regola in campo. Io spero di essere il più libero possibile, anche perché sono uno che sta molto, ma molto, ma molto attento a tutto quello che succede, per cui mi proteggo molto bene, anche se sono ormai una persona a rischio. Io ho più di 70 anni, insomma, però mi sento ancora bene.